Più di un anno è passato da quella maledetta notte in cui Diego Rampazzo è volato nel fosso che costeggia la Noalese, schiantandosi con la Volvo del papà sul ponticello d'accesso del distributore Repsol. Niente potrà ridare Diego, che aveva 27 anni, all'affetto dei suoi cari, e questo lo sa anche il padre Franco, che però sta portando avanti una battaglia personale perché incidenti simili non accadano mai più. È già passato un anno dall'incidente di mio figlio. Franco Rampazzo ha mosso mari e monti per chiedere che quel tratto di strada venga messo in sicurezza con l'installazione di un guardrail per evitare che altre auto possano cadere nel fossato e andare a sbattere sul ponticello. Con la forza di un padre disperato è arrivato fino a Venezia, coinvolgendo anche la regione e chiedendo l'interessamento da parte del governo veneto. Però ad adesso non ho ancora saputo niente. Il dolore per quanto è accaduto al giovane è rinnovato continuamente anche dal fatto che i familiari non riescono a ottenere gli esiti dell'autopsia. Io aspetto l'autopsia di mio figlio da un anno a questa parte. Il mio avvocato va su quasi tutte le settimane in tribunale su a Venezia a chiederla, ma ad oggi non ho ancora niente. Il padre di Diego lancia quindi un appello e chiede di essere ascoltato. Faccio un appello al nostro presidente Luca Zaia per queste cose, perché nessuno muove niente. Lo faccio a lui, speriamo che qualcosa si muova.